Ma assolutamente, però l'osservazione che le facevo su quel caso che coinvolge anche lei e sul caso di Expo, non c'è un rischio, come dire, di un intervento un po', come dicevo prima, spannometrico, impreciso, di maglia larga della magistratura, dice vabbè indaghiamoli intanto tutti, poi verificheremo, così sull'Expo parliamo di cupola, così poi dopo la verifichiamo, intanto poi la gente vota Grillo però. No, ma guardi, io non mi indigno, io sono un legalista, sono un avvocato e quindi fino ai provvedimenti della magistratura, alle sentenze passate in giudicato, non a caso stavo facendo riferimento a sentenze passate in giudicato durante il mio primo intervento, dico che ci deve essere il rispetto del principio di innocenza, di presunzione determinato dalla nostra norma costituzionale. Ma vede la differenza tra quello che ho detto io e quello che ha poc'anzi detto Silvio Berlusconi è che mentre io sto dicendo che bisogna indagare comunque fino in fondo, farlo subito e tutto, dall'altra parte ho sentito dire ma sai, tanto così fanno tutti, questa è la vita, prendiamo atto di questo e questo non è concepibile, non è tollerabile. Ora non si possono confondere certamente i piani delle sentenze passate in giudicato con i piani delle accuse o delle indagini assolutamente in corso, rispettoso delle indagini al 100% e fino in fondo, però neanche assolvere tutto e tutti perché tanto è così, tanto è la vita, ma cosa vuole che sia una raccomandazione, ma cosa vuole che sia una telefonata? Io dico che bisogna andare e farle fino in fondo, ma le procure devono andare a farle fino in fondo, perché non si va a fare una verifica sugli appalti, su perché chi prende gli appalti poi quasi mai continua nell'esecuzione dei lavori. Cioè Se tutte le procure che sono invase di lettere sulla banda larga e sui lavori sulle bande larghe andassero a vedere quante imprese hanno vinto l'appalto e quante imprese hanno subappaltato E questo per ci vedere spieghi poi che che cosa cosa è venuto significa? fuori. Questo che cosa significa? Cioè qual è la... Significa che ci sono dei parametri attraverso i quali è possibile con un monitoraggio intelligente evitare che si arrivi a fenomeni di questo genere soltanto nel momento in cui arriva fuori la punta dell'iceberg. No, le chiedevo di spiegarci perché cioè, la questione del subappalto, lei dice nei subappalti poi si annidano eventualmente delle infiltrazioni mafiose? Ma io non parlo solo di infiltrazioni mafiose, parlo anche di corruzione, parlo anche di livelli di guadagno non previsti dalla normativa sugli appalti. Il fatto che ci possa essere tutta questa catena di subappalti chiaramente ingenera occasioni perché possano esserci delle cose non regolari.